Sindaco Zeda, una particolarità, oggi la città celebra lo scudetto, rende omaggio ai suoi eroi, lei non era neanche nato però nel giorno di quella straordinaria vittoria, come ha vissuto questa giornata? Ma è sempre un'emozione, devo dire la verità, nonostante con molti di loro, con molti dei protagonisti dell'epoca ogni tanto ci si incontri, soprattutto con coloro che hanno scelto e deciso di rimanere a Cagliari, però si ha sempre cioè l'idea di parlare con dei miti. È strano per me che non ero nato, che però dai racconti dei genitori, dei nonni, era un'impresa veramente epocale, mitica, e quindi indubbiamente oggi da sindaco aver potuto incontrare tutti i protagonisti dell'epoca, i ragazzi del 1970 che fecero questa impresa straordinaria, incontrarli oggi tutti insieme è stata una bellissima emozione, insomma, ed è stata una bellissima esperienza e un bellissimo momento anche per la città. Ecco, appunto, la città a distanza anche di qualche anno sembra aver recuperato appieno ormai il rapporto con la sua squadra, è così? Sì, secondo me sì, poi lo si vede per quanto riguarda i giocatori, coloro che erano all'epoca i campioni del 1970, persino i bambini li fermano, cioè, che non solo non erano nati, ma non erano nati i genitori in alcuni casi, eppure fermano e riconoscono Gigi Riva, riconoscono i protagonisti dell'epoca, perché hanno visto le foto, perché il papà gliele ha fatte vedere, e quindi è sicuramente un bel momento anche per la squadra di oggi, alla quale va l'in bocca al lupo in un momento non facile, in un momento dove dobbiamo affrontare la Serie B e speriamo di riconquistare subito alla squadra di oggi, l'in bocca al lupo anche dalla città e da parte dei protagonisti dell'epoca. Insomma, questo era anche uno dei significati della giornata odierna. Ha parlato di un progetto importante con un parco dove insomma, sarà possibile ricordare anche gli eroi dello scudetto, vuole raccontarci meglio di cosa si tratterà? Sì, brevemente l'idea è gli interventi sono in corso per la realizzazione del lungomare Santeria, che è in parte già ultimato, la realizzazione del porticciolo della piccola pesca per i pescatori di Santeria, per le cooperative che lavorano a Santeria, la riqualificazione delle zone attorno, il nuovo stadio, il progetto sul nuovo stadio, stiamo dialogando con la società anche su questo, e all'interno di questo spazio c'è una grande estensione oggi non riqualificata che diventerà il parco di Santeria. All'interno di questo parco potrà essere ospitato uno spazio proprio della memoria sportiva del Cagliari dello scudetto. A me piacerebbe molto e credo che sarebbe gradito dai protagonisti dell'epoca, dai campioni d'Italia del 1970 e anche dalla città. È stato un anno sfortunato per la Cagliari sportiva, è retrocessa la squadra di calcio, è retrocessa la squadra di basket, è retrocessa la squadra di volley, è un momento un po' difficile. Da cosa devono ripartire le società sportive del capoluogo? Indubbiamente dalla conquista della A, questo secondo me è fondamentale.